Seconda corsa, una prova per cavalli di 3 anni, è la prima delle prove di qualificazione alla finale del Super Frustino Tommaso Grassi Award 2023. Sono in 9 al via, ritirato il Ciapo Sama, prende 2 punti, l'equivalente del quarto posto Luca Lovera. Gli altri a darsi battaglia in pista: l'1 Elmo Jet, Crescenzo Maione, 3 Eldorado Nap Salvo Cintura, 4 Eric Star Vincenzo D'Alessandro, 5 Ellibro Dipa Giampaolo Minnucci, 6 Eshal Mil Daniele Cuglini, in seconda fila 7 Exit RG Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 8 Electra Lam Marco Stefani, 9 Eva Kant F Tommaso Gambino, 10 Ecce Bombo Jet Mario Minopoli. E la macchina inizia a prendere velocità in questo match tra driver, match alle quote tra Eshal Mil, numero 6, ed Ecce Bombo Jet, numero 10. Partiti con Ellibro Dipa ed Eshal Mil veloci, mentre c'è stata la rottura di Exit RG. Sbaglia anche Elmo Jet al comando Eshal Mil nei confronti di Ellibro Dipa. In terza posizione Eric Star, mentre all'esterno c'è già Ecce Bombo Jet. Si comincia con il primo ottavo di miglio in 14,3, prova a riprendere in mano ora Eshal Mil, parcheggia terzo Ecce Bombo Jet, anzi risposta al largo poi Mario Minopoli, che va all'attacco di Eshal Mil dopo 400 metri di corsa passati in 30. Match sin da subito con Ecce Bombo che insiste nei confronti di Eshal Mil, che prova a replicare. Ecce Bombo però tende a passare a metà della 9, seconda curva e a sorpresa sembra poter passare nei confronti di Eshal Mil, 600 in poco meno di 45. Ecce Bombo Jet in vantaggio su Eshal Mil in seconda posizione. Terzo è Libro Dipa, in quarta c'è Eric Star, di fuori Eldorado Nap, ultima posizione per Electra Lam. 1 minuto per i primi 800 metri da parte di Ecce Bombo Jet, che ha preso la testa e ora guida nei confronti di Eshal Mil che lo segue. Il chilometro del battistrada se ne va in 1,15. Un paio di lunghezze avanti ad Eshal Mil, poi Ellibro Dipa. Quindi ancora Eric Star, prova ad avanzare all'esterno Electra Lam a 500 metri dalla conclusione. C'è Bombo Jet è sempre in evidenza, passa la retta opposta alle tribune in 14,5 e si allunga da Eshal Mil. Terza posizione per Electra Lam di dentro e Libro Dipa all'esterno. A 200 metri dalla conclusione Ecce Bombo Jet è isolato in vantaggio. Ecce Bombo Jet che deve far passare gli ultimi 150 metri, è in nettissima evidenza. Ecce Bombo Jet che vince come vuole nei confronti di Ellibro Dipa, che è seconda. Al terzo posto Electra Lam. Facile assunto in 1,15 per Ecce Bombo Jet, Mario Minopoli, Andrea Vitagliano, i colori di Vincenzo Vitagliano. Apre la serata del Super Frustino Ecce Bombo Jet con Mario Minopoli. 10 punti per lui, facile assunto con l'allievo di Andrea e Vincenzo Vitagliano, Ecce Bombo Jet.